Ma le supposte? Le supposte dove la mettiamo? Direi che per il momento accantoniamo le supposte. Sì. Dove le mettiamo? Dove le mettiamo? Ce lo dice l'impareggiabile dispensatore di supposte che adesso va in vacanza come rassegnatore della Stampa, Antonino Danna. Il suppostone finale del venerdì al termine di un lungo agosto che ti ha visto iperprotagonista. Caro Antonino, il suppostone finale come si compone? Di quali elementi si compone? Abbiamo 4 minuti perché poi incalza il professor Pezzani, niente po' di meno. Il professor Pezzani, il Vasco Rossi dell'economia. E allora? Il suppostone finale va a Putin e a tutti i suoi sostenitori, ovviamente, perché è inutile che stiamo a fare il tifo per un autocrate assassino, il quale sta prendendo per il culo il mondo intero, cominciando dal presidente degli Stati Uniti d'America, il quale per convenienza e perché sostanzialmente non gliene frega più nulla, si lascia abbindolare, sì, ma io farò la pace in Ucraina, porterò la pace in Ucraina, nel frattempo però i bombardamenti proseguono indiscriminati, proseguono le battaglie, prosegue la carneficina e lo spicinio. Dall'altro lato c'è un'Europa completamente incapace di esprimere alcunché, un'Europa peraltro che è finita vittima di se stessa, delle sue regole, dei suoi imbrigli, dei suoi imbrogli e di tutto il resto, e di conseguenza questa guerra andrà avanti, chissà per quanto, chissà fino a quando. Alla fine qualcuno dei due dovrà collassare, vedremo chi è che collasserà. Ma detto ciò, io preferisco campare e morire nella libertà occidentale anziché fare il tifo di uno che in teoria mi può vendere il gas a meno prezzo, però poi se appena dico una mezza parola mi invita a bere un tè e dopo posso avere la pace eterna, perché generalmente il concetto è più o meno quello. No, detto ciò, l'altra supposta va a Carlo Verdone, mi spiace, ma la devo attribuire anche a lui. Che ha fatto? Che si è fatto... sostiene Putin anche lui? No, si è fatta abbindolare sulla lettera aperta di 1500 tra attori e registi che se la sono presa con due soli attori colpevoli di essere filo Israele presenti alla Mostra di Venezia, e ne hanno chiesto il boicottaggio di non invitarli alla Mostra di Venezia. E Verdone cosa ha fatto, scusa? Che ha fatto Verdone? Verdone si è scusato dicendo che lui è contrario a questi sinedri che condannano le persone, che non è compito degli attori e che semplicemente l'operazione gli era stata presentata come una lettera di solidarietà alle sofferenze del popolo palestinese che lui avrebbe firmato molto volentieri, mentre invece dopo aver firmato lui dice sono stati aggiunti gli inviti a boicottare sia la Gadot che Butler, per cui una mezza supposta, ahimè, se la deve meritare. Insomma, anche lui, come dicono a Roma, è stimo. venuto giù dalla montagna del sapone pure lui. Sì, più o meno sì, è venuto giù dalla montagna del sapone pure lui. Un'ultima supposta, l'ultima supposta, diciamo così, può prendere il sistema Riace, come è stato raccontato oggi magistralmente dai colleghi del Tempo, dove evidentemente non c'era solo tutta questa bella integrazione che facevano il giro tondo, si tenevano per mano e si volevano tutti bene, ma in realtà molto spesso è arrivato un Islam non proprio tollerante, non proprio aperto all'Occidente, e di conseguenza è stata una convivenza non facile in un borgo di appena 1800 abitanti, in cui peraltro non si è vista alcun progresso. L'ultima supposta è una supposta made, diciamo così, made in Calabria, perché ha ragione il Quotidiano di Sicilia quando quest'oggi osserva, guardate che al nord ci sono investimenti per infrastrutture da 40 miliardi e nessuno protesta, mentre per il solo investimento da 13 miliardi per il ponte sullo stretto stiamo assistendo a delle sceneggiate vergognose. La domanda che gli amici del Quotidiano di Sicilia pongono è molto chiara. Se qua si fa bordello solo per costruire un ponte, domani se lo Stato o qualche investitore decidesse di fare altro, quanti altri no tutto ci troveremmo davanti? Ecco, l'ultima supposta è dedicata a tutti loro. Bene. Caro allora, Giulio. abbiamo fatto un Grazie agosto corroborante, pieno di supposte, abbiamo preso un sacco di energie tramite queste supposte, quindi siamo pronti per la stagione di settembre-ottobre per tornare sui banchi di scuola
con il professor Antonino Danna, dispensatore di supposte impareggiabile. Allora, Antonino, Grazie, soprattutto sei, per l'impareggiabile. sei guarda. diventato un esperto di quelle robe lì. Le supposte fanno sì, bene. con un movimento di polso, guarda. e quindi tra le Dimmi. cose supposte e le cose vere noi ci salutiamo qua. Grazie Antonino, Benissimo. grazie. Ti sei trovato bene tu con le supposte, sì? Io mi sono trovato benissimo perché sono abituato da una vita. Quindi... Perfetto. Allora, Però devo dire che la tua maestria è veramente, lasciamelo dire un'altra volta, impareggiabile. Sì, impareggiabilissimo, aggiungerei. E anche, come potremmo dire, che altro aggiungere? Va bene, Ciao saluti Antonino, a tutti, buone pace e bene, ci vediamo il 22 settembre. buone meritate ferie. Grazie, no, ci vediamo alle 12 con Capitaneria di Porto. Ciumbia, quale è vero, bene. hai ragione. Però per quanto mi riguarda, buone ferie anche a te. Grazie, un abbraccio. Ciao. Ciccio, suppone che tu fossi al posto suo, che faresti? Io non